Amici, Caffè Noir! Tu sei il fortunato accompagnato dalla stangona. Vai lì vicino, presentaci il gruppo. Noi siamo i Caffè Noir, veniamo da quella lingua di terra che va da Venezia a Treviso, infatti c'è scritto Morgano, ma noi siamo dislocati su tutta la lingua. Vi proponiamo il nostro primo singolo del nostro ultimo disco che si chiama L'inizio e la fine. E noi suoniamo insieme da un po' di anni, questa formazione da 5, ma i Caffè Noir esistono da 11. Siamo 11 elementi, gli altri li abbiamo lasciati a casa perché mi hanno detto che non c'era sufficiente spazio. Ma poi, quando sarà, portiamo tutti, fiati, archi e... A Caorle prepariamo il pullman perché li portiamo tutti. Signori, i Caffè Noir! Sembra facile ma non è chiudere in un attimo una porta aperta che s'apre sui rimpianti e sui ricordi di un anno fa. E tu lontana non sei più parte di me. Di nuovo qui tra nuvole flebili, aliti di vento, e ancora penso, dopo tutto questo tempo perso intorno a giochi di parole, a un'ora che non torna. E ancora penso che come te no, come te non ce n'è. E guardami e pensaci, sembra reale l'inizio e la fine. Guardami e pensaci, sembra reale l'inizio e la fine. Sembra facile e forse lo è, volgere lo sguardo a giorni mai vissuti. Se saranno gli ultimi, lottare sarà inutile. E tu in fondo non sei più parte di me. Guardami e pensaci, sembra reale l'inizio
Grazie. Il Café Noir, com'è andata? Cantante? Bene. Vicino al microfono, prenditi il microfono. Scusate. No, bene, il sole è un po' fastidiosetto, ma vi ho guardati così. Bene. Giuria. Vai, io sono l'ultimo. Assolutamente credibile, l'inedito mi piace molto la melodia e anche lo special, mi piace molto che spezza proprio e poi ritorna dentro con la strofa e tutto il resto. È orecchiabile, per cui per me i tre inediti, non so, voi conoscete più la materia, però mi sono piaciuti tutti e tre personalmente. Grazie. Premiato anche lo sforzo Maurizio, vicino al microfono. Sì, scusa, sennò... premiato anche lo sforzo di scrivere una canzone, quindi oltre, vabbè, le cover belle, però insomma è un qualcosa in più, no? Questo ci fa molto piacere perché adesso è difficile. Poi ovvio che le band magari dal vivo, se non suonano, possono essere un pochettino più penalizzate magari, no? Perché sta lì. Oggi per Far finta esigenze di suonare tecniche la ovviamente batteria, loro sono con la base, però è giusto che ci sia il gruppo sul palco. Se arrivasse nel finale a Caorle li suonerebbero con tutti gli strumenti e sul palco di Festival Show si fa solo dal vivo, quindi andrebbe così. Umberto. Non ho molto da aggiungere, ecco, perché il pezzo è molto carino. È chiaro che nella versione di Half Playback canta solo lui, si mette in mostra solo lui, gli altri fanno, ahimè, suonano per modo di dire, però in realtà il pezzo è molto interessante. Ecco, lo suonerei in radio. Ti stavo per chiedere, lo passeresti in radio? Sì, perché noi abbiamo... È un grande complimento, Grazie. lo dico perché lui è uno abbastanza Quasi difficile. con le lacrime, Ma poi è Sì, bello sì. perché lo dice in maniera molto così, cioè, lo suonerei come se fosse una cosa normale, invece non è così normale passare un pezzo, quindi vuol dire, infatti vuol dire veramente... con le lacrime che Monica, ho sempre questo sole che mi fa fare così, ma Monica lo sa, negli ultimi mesi stiamo cercando di dare spazio perché qui entreremo in un discorso molto lungo, ma sui giovani noi siamo molto attenti, ovviamente quelli meritevoli, ma noi non siamo quelli che devono decidere se lo sono o no, però almeno abbiamo un gusto che può essere quello di arrivare il più possibile alla gente che ascolta. Questo è un brano che la gente può ascoltare, può apprezzare, quindi di conseguenza perché negarglielo? Il problema è che, lo dico da promoter, faccio una fatica bestiale a promuovere progetti come i vostri, perché purtroppo le radio in generale tutte, oggi in Italia, sono molto distanti dall'essere propositivi, sono molto meno propositive, sono molto più legate alle cose più semplici, è più facile suonare Ligabue o Vasco Rossi perché sono più riconoscibili rispetto a dei giovani come voi, che ce ne sono parecchi che sono bravi come voi, ecco, quindi voglio dire, bisogna avere la pazienza, e voi mi pare ne abbiate. Mentre cantavate stavo guardando il video, perché ci avete anche un video, quindi di conseguenza devo dire che siete anche abbastanza avanti. Dove l'avete girato? Nel lembo di terra che c'entra? No, in alto. Abbiamo fatto, no, a parte che l'ultima parte l'abbiamo fatto sulla sabbia, ma una parte in montagna e una parte al mare. Qui allungato comunque la striscia. nel nostro Veneto. Bene, non so quali sono gli altri iscritti, ma secondo me voi avete delle buone possibilità. Insieme all'altro gruppo che si è esibito, devo dire che adesso lo dico perché siete gli ultimi, credo, o c'è qualche... Sì, no, sono gli ultimi e le votazioni erano già conteggiate. Già date. Devo dire che siete più pronti rispetto agli altri, insomma, no? Quindi... Più vecchi probabilmente anche. Hanno un po' più di esperienza. Bianchi, esatto. Poi il capello bianco in realtà l'ha fatto apposta per fare un po' la Questo non lo fascinante. volevo dire perché io ho la barba bianca, Maurizio è più vecchio di me, si vede, perché sembra... Infatti non abbiamo detto l'età. Nella presentazione potevate anche inventare, ragazzi. Grazie di cuore ai Café Noir, accomodatevi pure, facciamo cambio di posto.